Buon pomeriggio e buon lunedì, è il momento di Anteprima Corner, facciamo il punto in questo appuntamento del lunedì pomeriggio sul calcio siciliano, un calcio siciliano che intanto non segna un bilancio positivo per il fine settimana, non fosse altro per il fatto che in questo momento il Trapani è retrocesso in Serie D e con il Siracusa che ha appeso davvero un sottile filo di speranza per la permanenza in Lega Pro. Di contro però dobbiamo registrare il ritorno di Toscano a Catania. Il suo ritorno è segnato da un pareggio 1-1 contro il Potenza alla Massimino e il Palermo che comunque continua a vincere al Barbera. Questo in sintesi sono i temi della giornata di oggi con Alessandro Vagliasindi. Buon pomeriggio. Grazie Alessandro, con te fra poco parleremo di Catania. Sei in grafica, abbiamo già pronto il quadro dei risultati di quella che è stata la penultima giornata del campionato stagione 2025-26. Potremmo anche andare a vedere i risultati che sono maturati ieri e soprattutto più che i risultati della classifica, perché è quella che interessa. Magari diciamo che questi risultati in qualche modo forse si sperava, almeno per quanto riguarda il Catania, sto parlando della Lega Pro, potessero essere diversi o quantomeno consegnare al Catania il definitivo pass del secondo posto. In realtà non è stato così, in funzione anche di altri risultati maturati su altri campi. Beh, Angelo, penso che tutti auspicavamo la vittoria sul Potenza, un Potenza apparentemente in vacanza, perché sappiamo, per aver vinto la Coppa Italia Serie C, sa già qual è il suo piazzamento nella griglia dei playoff, entra direttamente al primo turno nazionale. In realtà il Potenza ha giocato la sua partita, ha dimostrato di essere comunque una mina vagante anche in ottica playoff, perché è una squadra che gioca un bel calcio, che ha degli esterni attacco veramente forti. Il Catania era partito bene fino alla blackout che ha causato il gol di Dauria. Era un Catania completamente diverso nell'atteggiamento rispetto a quello che abbiamo visto contro il Picerno e contro il Crotone. Da un punto di vista proprio temperamentale, Toscano evidentemente, anche se in pochissimo tempo, perché ha avuto praticamente 3 giorni per preparare la partita, ha riavvolto un po' quello che era il film della sua prima fase da guida tecnica. I giocatori secondo me hanno risposto. Il fatto che dopo il gol subito il Catania abbia accusato una flessione ci testimonia che questa è una squadra che principalmente deve risolvere i problemi di carattere mentale, perché se da un punto di vista fisico il Catania ha disputato questa partita, evidentemente era una condizione che aveva già potenzialmente sia contro il Picerno che contro il Crotone. Quindi è sempre la testa che guida le gambe. Poi il Catania ha avuto sicuramente una fase molto positiva nel secondo tempo, soprattutto quando sono entrati in campo Jimenez e Cicerelli, perché vuoi o non vuoi il problema di questa squadra è in mezzo al campo, ma soprattutto la connessione tra il centrocampo, i trequartisti e l'attaccante. Quando si va troppo per linee orizzontali è chiaro che le difese rubano il tempo di gioco e rendono pressoché impossibile lo smarcamento in area degli attaccanti di ruolo. Con l'ingresso di Jimenez e Cicerelli questo aspetto è sensibilmente migliorato. Il dato secondo me più importante in assoluto è il ritorno a una condizione vicina a quella ottimale da parte proprio di Cicerelli, che può diventare un fattore in chiave playoff, perché un giocatore che sposta gli equilibri, se Cicerelli è Cicerelli, il Catania certamente può trarre grande giovamento dalle prestazioni di questo giocatore. Allora facciamo così, abbiamo preparato una clip con l'intervista di Cicerelli, una sintesi, e dopo vediamo la classifica in modo da poter fare qualche analisi. Ragionamenti esattamente. Intanto vediamo Cicerelli.
Il punto d'arrivo doveva essere questo, dopo un percorso lungo, difficile, e sono contento che adesso potrò dare il mio contributo pian piano sempre più reale. Questa è la cosa che per me è più importante. Poi, come ho detto, il gol arriva di conseguenza, ma se non avessi segnato sarebbe stato comunque una serata positiva, perché appunto mi sentivo bene, quindi questo è un grande traguardo per me. Dobbiamo tornare a essere quelli del secondo tempo. Innanzitutto oggi per me era difficile comunque reagire in quel modo, perché mi sento di poter dire tranquillamente che abbiamo dato l'anima e da questo si deve ripartire. Questa è una squadra che quando dà l'anima, quando dà tutto, quando è concentrata, ha pochi rivali, e per me mi aggancio. Ci può essere qualche fischio, qualche mormorio, ma questo ci deve essere da stimolo, perché ci fa capire quanto questa gente crede in noi, perché se noi dobbiamo riuscire solo a trasformare di nuovo questi fischi, questi malcontenti che abbiamo creato, dobbiamo trasformarli di nuovo in applausi, ma questo lo faremo, ne sono sicuro, perché da questo secondo tempo dobbiamo ripartire e sono sicuro che faremo cose importanti come merita Catania e come meritiamo tutti. Ciccarelli parla da leader di questa squadra, le sue parole sono davvero importanti. È un giocatore che ha 32 anni, quindi sa di avere ancora non tante chance per insomma, lasciare un segno. Parole che testimoniano comunque la voglia che pensavamo fosse stata definitivamente smarrita nelle ultime due uscite del Catania. Una squadra assolutamente irriconoscibile che ieri ha trovato quantomeno la sua identità, in attesa chiaramente di migliorare tante cose che ancora ci sono da migliorare. Perché il problema è la recidività nel subire dei gol veramente balordi, cosa che prima il Catania nella prima gestione Toscano difficilmente faceva. Allora Alessandro, per chiudere proprio con la partita di ieri, vediamo il top del match e dopo ci dedichiamo, guardiamo la classifica, cerchiamo di fare un po' di analisi. Vediamo il top del match. Sì, abbiamo dato la palma appunto di top del match a Simone Pieraccini, uno di quelli che era uscito dai radar nel corso della gestione Viali. Ce lo testimonia il boxino a destra della grafica, che ci dice che in 4 gare della gestione Viali ha giocato appena 17 minuti, peraltro subentrando nel secondo tempo la gara interna col Casarano. Ieri è stato sicuramente il migliore del pacchetto difensivo, ha dato tutto, è stato veramente un fattore per la prestazione del Catania. Complessivamente ha messo insieme 20 presenze, un gol, la situazione contrattuale dice che il Catania insomma, ha l'opzione per acquisirlo a titolo definitivo dal Cesena. A proposito di difensori, prima di passare alla classifica, Angelo, sì. Anche così un chiarimento su una domanda molto gettonata, ma Di Gennaro può tornare nella rosa, nella lista in chiave playoff? Questa circostanza, fermo restando che Di Gennaro sembra aver pienamente recuperato dall'infortunio di inizio girone di ritorno, per poter tornare nella lista dei 23 che faranno i playoff, ha bisogno che uno dei giocatori attualmente in lista faccia la risoluzione di contratto col Catania. Quindi possiamo dire che è una circostanza assolutamente inverosimile, quindi purtroppo Matteo Di Gennaro quasi certamente dovrà assistere ai playoff dalle tribune. Allora, adesso guardiamola questa classifica, perché ne abbiamo tanto parlato, finalmente abbiamo la possibilità di vederlo, lasciando stare il Benevento a 81 che già festeggia da un po' di tempo la Serie B ritrovata. Il Catania si è un po' complicato la vita ieri, non vincendo la partita con il Potenza e perdendo comunque in maniera, diciamo, brutta, in malo modo,
alcune gare, soprattutto diciamo quella con il Picerno in casa. Comunque Catania 69 è secondo, in questo momento è ancora secondo, dietro alle spalle ci sono due terze, diciamo così, il Cosenza a 66, la Salernitana sempre a 66 punti. Poi c'è la Casertana che ormai non può più insidiare per il secondo posto il Catania, poi c'è ancora il Crotone con 61, il Monopoli a 55, Cerignola 53, Casalano stessi punti, il Potenza 48, ma libera un posto visto che ha vinto la Coppa Italia a vantaggio di Altamura o Atalanta Under 23, fra le altre cose l'Atalanta è il prossimo avversario del Catania, poi la Cavesa a 41, Picerno e Latina 39, Sorrento è a 38 punti, Giuliano 36, Foggia 27, Siracusa 25, Trapani 23 punti, ultimo, retrocesso in Serie D, anche se il suo presidente spera che venga dal ridotta la penalizzazione. ci possono essere, diciamo, decisioni diverse. Però la parte bassa è tutta da definire perché ci sono ancora 90 minuti, in quei 90 minuti... Allora, se il Siracusa vincesse a Trapani sì, e Foggia e Giuliano non andassero oltre il pareggio, il Siracusa farebbe i play-out. Potrebbe fare sì, i play-out. Ma vediamo cosa succede nella parte alta della classifica. Sì. Ci torniamo un attimo? Allora, in questo momento possiamo dire che l'affare secondo posto è circoscritto a Catania, Cosenza e Salernitana. Non ci sono dubbi. Terza, quarta e quinta posizione invece riguardano Cosenza, Salernitana e Casertana. Quindi c'è un incrocio di combinazioni che stasera nel corso di corner spiegheremo nel dettaglio, però ecco, così in maniera assolutamente sintetica possiamo dire che sono molte di più le probabilità che il Catania ottenga il secondo posto rispetto all'eventualità contraria. Insomma, il Catania si deve guardare soprattutto dal Cosenza e Salernitana sono le uniche che possono insidiare il secondo posto, non più la Casertana che ieri ha perso. Quindi, ma anche nel caso in cui, malaugurato, facciamo questi poi, il Catania perdesse, la Salernitana dovesse vincere, a quel punto... Se il Catania perdesse e la Salernitana vincesse, e il Cosenza pareggiasse... Indipendentemente. Se vincono Salernitana e Cosenza con la sconfitta del Catania, il Catania arriva comunque secondo. Bene, insomma, stasera ve lo spieghiamo perfettamente. Un po' di cose. Allora, quindi la vittoria della Salernitana, noi vogliamo ovviamente il risultato del Catania, che toglierebbe fuori ogni tipo di discussione. Devo dire, ricordare che la partita contro l'Atalanta Under 23, quella di domenica prossima, che si gioca alle 18, attenzione, a Caravaggio, sarà trasmessa in diretta e in chiaro da Telecolor. Cominceremo alle 17 la nostra lunghissima diretta, un'ora di prepartita, alle 18 ci sarà il fischio di inizio e poi andremo avanti per un bel po' di tempo anche dopo diciamo, il fischio finale, quindi dalle 17 in poi sino alle 21 saremo qui a raccontarvi questa partita. Per concludere, sì. Noi ovviamente auspichiamo un risultato del Catania, anche il pareggio sarebbe sufficiente per avere la matematica certezza, ma nell'eventualità in cui il Catania non riuscisse a fare questo risultato è fondamentale che vinca la Salernitana, perché se vince la Salernitana il Catania comunque ottiene il secondo posto e vi spiegheremo stasera perché. Vabbè, insomma, abbiamo capito che ci sono degli incroci e soprattutto differenze, confronti diretti, insomma, ci sono un po' di cose da analizzare. Sì. Abbiamo le grafiche pronte, le faremo vedere queste grafiche, le leggeremo insieme. Ne parleremo anche con Maurizio Pellegrino, che stasera sarà graditissimo nostro ospite al Corner. Allora, grazie ad Alessandro. Ci vediamo più tardi. A più tardi, ci fermiamo, c'è un primo break pubblicitario e dopo apriamo il collegamento con Palermo, con Marco Gullà. Eccoci di nuovo insieme per Anteprima Corner. Adesso, come abbiamo promesso, andiamo a Palermo. C'è Marco Gullà. Buon pomeriggio, Marco. Buon pomeriggio Angelo, buon pomeriggio a tutti. Allora Marco, un Palermo che comunque continua a rappresentare una sorta di rullo compressore in casa. È una squadra che fa veramente bene, subisce quasi mai gol praticamente al Barbera e... però non è riuscita ad accorciare la distanza con quelle che poi quasi sicuramente saranno promosse in maniera diretta, o quantomeno con alcune di queste squadre che saranno promosse direttamente in Serie A.
Sì, Angelo, hai detto bene, insomma, radiografia come sempre lucida e perfetta. E il grande rammarico è questo, insomma, il Palermo ha vinto, ha fatto 68 punti. Se facciamo un parallelismo anche con il campionato scorso, quello insomma in cui sono saliti in Serie A Sassuolo e Pisa come promozione diretta, il Palermo sarebbe terzo, quindi insomma sicuramente un risultato sicuramente migliore di quello attuale, ma non perché il Palermo sta facendo un brutto campionato, anzi il contrario, il Palermo sta facendo un ottimo campionato, gli manca soltanto probabilmente, gli è mancata la vittoria negli scontri diretti, la vittoria contro il Frosinone fuori casa, un risultato sicuramente più positivo a Monza. Ecco cosa è mancato. Ovvio che a 3 giornate dalla fine della regular season diciamo chiaramente che il Palermo in Serie A diretta non ci andrà, perché insomma anche Monza e Frosinone hanno un trend abbastanza importante e Palermo se la giocherà ai playoff. Ultime 3 gare che rimangono, dopo la vittoria per 2-0 contro il Cesena, il Palermo giocherà fuori casa contro la Reggiana, in casa con il Catanzaro e poi fuori casa a Venezia. Cercherà di fare bottino pieno in queste 3 partite e sperare che magari una, soprattutto il Frosinone, non faccia altrettanto in modo magari da accorciare chissà verso il terzo posto, perché sappiamo benissimo, anche il Catania in questo caso lo sa, che terminare al terzo posto per il Palermo sarebbe certamente una chiave un po' più importante rispetto al quarto, visto che avrebbe il vantaggio anche di giocare in casa il ritorno. Quindi tanti calcoli, ma in questo momento possiamo solamente dire che al Palermo davvero è mancato un pizzico forse di tenacia, anche di fortuna in più, perché a Frosinone è stato alquanto sfortunato. Abbiamo un blicchettino proprio di intervista, sono appena una quindicina di secondi di Inzaghi. Sentiamo cosa ha detto l'allenatore Inzaghi. Insomma, il 17° clean sheet sicuramente mi hanno detto che è una cosa che in Europa non ha fatto nessuno. Insomma, stiamo facendo dei numeri importanti, purtroppo davanti corrono, però noi dobbiamo dare continuità ai nostri risultati, alle nostre prestazioni e poi vedremo, insomma, dopo Venezia dove saremo arrivati. Allora, non bastano evidentemente questi 17 clean sheet per il Palermo, come non bastano le tante vittorie comunque messe insieme al Barbera. Il prossimo match non mette il Palermo di fronte a un avversario difficile, ostico, complicato, però la tensione deve rimanere alta perché in ogni caso la squadra deve assolutamente restare concentrata, concentratissima, perché poi sappiamo che nei playoff ci si gioca tutto. No, Angelo, il Palermo deve certamente fare il risultato, ad esempio a Reggio Emilia, tra l'altro la Reggiana ormai è ultima in classifica, è una partita ampiamente alla portata della formazione di Inzaghi, ma deve fare anche il risultato non soltanto per cercare di avvicinarsi al terzo posto, ma poi nel calcio tutto è possibile, magari Frosinone e Monza decidono di suicidarsi in queste ultime curve di campionato e il Palermo insomma non ne approfitterebbe, quindi ovvio che deve fare il risultato, deve onorare il campionato, ma addirittura Augello che abbiamo anche insomma sentito nel corso del TG di oggi ha detto sono 3 finali, quindi ecco perché il Palermo comunque le sta preparando bene a partire dalla gara del 25 aprile appunto di sabato contro la Reggiana, una partita come dicevo ampiamente alla portata dei rosanero, potrebbero tornare anche Jonsen e Joronen, così come Ranocchia non si insomma Ranocchia sta bene, dovrebbe essere assolutamente a disposizione di Inzaghi. Abbiamo un minuto prima di salutarci, poco meno di un minuto. Marco, possiamo dire però che l'elemento in più di quest'anno per il Palermo e Poyampalo è stato fino adesso Poyampalo? Angelo, è davvero insomma anche uno spreco un po' vederlo qui in questa Serie B, vederlo non nel Palermo, ma vederlo in Serie B. Un giocatore come Poyampalo non può sicuramente giocare in B, deve giocare in Serie A. 23 gol, un record di gol, il suo record di gol, è un cannoniere assoluto, è un giocatore che può serenamente anche
fare secondo me la Serie A a livelli importanti. Il Palermo se lo tiene stretto ed è ovvio che anche per gli eventuali playoff si affiderà ai suoi gol per cercare insomma di arrivare in Serie A dalla porta non d'ingresso ma dalla porta di servizio. Bene, grazie a Marco Gullati, liberiamo e adesso noi ci fermiamo ancora, ovviamente ci racconterà l'avvicinamento alla prossima sfida durante i nostri telegiornali. Altra breve sosta e poi andremo a Trapani e a Siracusa, dove certamente le situazioni sono complicate. A Trapani ormai c'è poco nulla da fare, a Siracusa c'è una flebile speranza ancora di accedere ai play-out fra pochissimo. Ultimo segmento di Anteprima Corner. Come annunciato sono con noi collegati in diretta il nostro Franco Camarasana. Buon pomeriggio Franco. Buon pomeriggio Angelo. E siamo a Siracusa anche con Marco Petrolito. Buon pomeriggio anche a te Marco. Buon pomeriggio a voi. Allora io direi di partire da Camarasana, perché la partita di ieri ormai è andata, Franco, è inutile tornare a dire cosa ha fatto, cosa non ha fatto, come ha giocato, perché ha giocato. Il Trapani ci ha messo sicuramente il cuore, ce l'ha messo sicuramente questa squadra che è stata diciamo smantellata pezzo dopo pezzo e nonostante questo e nonostante i 25 punti di penalizzazione ha lottato. Però vorrei concentrarmi su quella che è la giornata di domani, se non sbaglio, e nei prossimi giorni ci sono decisioni importanti che arriveranno dal CONI, dovrebbero arrivare altre decisioni. Esatto, sì. Intanto domani si attende una sentenza del collegio di garanzia del CONI per quanto riguarda i 3 punti di penalizzazione che il Trapani ha avuto inflitti dal Tribunale federale a ottobre, mentre il 23 si attende l'esito della sentenza di un ricorso presso la Corte d'Appello federale per i 5 punti di penalizzazione inflitti a Trapani per la scadenza del mese di febbraio. In casa Granata, io parlo del presidente Antonini, si confida molto, quantomeno in una delle 2 sentenze per recuperare parte della dei punti di penalizzazione per poter quantomeno disputare i play-out. Finora, ripeto, tutti i ricorsi del Trapani sono stati bocciati dagli organi di giustizia sportiva. Speriamo che stavolta a supporto della documentazione ci siano elementi perché la decisione possa essere favorevole al Trapani. Il Trapani, che fra l'altro avrebbe chiesto alla Lega la sospensione momentanea per quanto riguarda le date di svolgimento dei play-out in attesa delle decisioni che assumeranno gli organi di giustizia sportiva, ripeto. Ma sapremo qualche cosa in più questa settimana. Tra l'altro in predicato c'è anche un'altra data, quella dell'8 maggio, in cui il ricorso del Trapani verso il Tribunale tributario dovrebbe essere esaminato. Si tratta di una cartella di 200.000 euro che il Trapani non ha pagato alla scadenza, però riguarderebbe l'IVA, non IRPEF e INPS, cosa che appunto giustificherebbe la penalizzazione. Ripeto, è tutta una situazione ancora molto ingarbugliata in mano agli avvocati, però la realtà dice che il Trapani, sulla scorta degli ultimi risultati, attualmente è retrocesso in Serie D, purtroppo, dopo 2 anni di Serie C. Franco, devo chiederti una cosa. La prossima partita è tra il Trapani ed il Siracusa. Ci risulta che ci sia un'azione di sfratto nei confronti del Trapani al provinciale, perché l'impianto è della città metropolitana, diciamo l'ex provincia. Questa partita in ogni caso si giocherà al provinciale, non ci sono i sigilli, almeno non ci risulta questo. Assolutamente sì. Fra l'altro in questi giorni i legali del Trapani e quelli dell'ex provincia sembra si siano incontrati per trovare un punto di convergenza, perché il Trapani ha speso più di 2 milioni per sistemare lo stadio, praticamente lo ha ristrutturato tutto, non ha pagato però i canoni di affitto nelle bollette dell'acqua e della luce. Antonini vorrebbe compensare il tutto
e speriamo che ci riesca. Comunque si giocherà sicuramente al provinciale, perché qualunque sia l'esito di questa diciamo, trattativa, si saprà dopo la prossima domenica, quindi, ma ripeto, fino alla prossima partita il Trapani giocherà sicuramente al provinciale, non ci sono dubbi. Insomma, non è un momento assolutamente felice per quanto riguarda... complicatissimo. Ma davvero, davvero complicato. Ci dicevi la settimana scorsa che Antonini, nonostante l'eventuale retrocessione, sarebbe intenzionato ad investire ancora sul Trapani Calcio, ovviamente anche in Serie D. Anche ovviamente avendo risolto ovviamente tutti quelli che sono i contenziosi, perché ci sono tanti contenziosi ancora aperti, quindi investire da un punto di vista sportivo è una cosa, però poi ci sono i contenziosi aperti che riguardano per l'appunto quello a cui abbiamo fatto riferimento prima, anche alla questione provinciale, quindi la querella con l'ex provincia regionale di Trapani. Ma ti chiedo di restare... al prossimo... Sì? Per iscriversi al prossimo campionato, sia esso in Serie C o in Serie D, il Trapani deve risolvere il problema dello stadio e deve pagare tutto quanto è in sospeso, c'è da pagare fino al 30 giugno di quest'anno, altrimenti non potrebbe iscriversi al campionato. Quindi è tutta una problematica da vedere nelle prossime settimane, chiaramente. Va bene, grazie Franco, sarà una settimana complicata, tu ci aiuterai magari a capirla durante i nostri telegiornali. Intanto ti auguro una buona prosecuzione di giornata. Da Trapani vado a Siracusa, dove la situazione è drammatica, ma c'è però un sottile filo di speranza. Anche qui devo dirti, Marco, la partita, quella di ieri, ormai è passata agli archivi, cioè, ma conta poco se non per il fatto che il Siracusa, se l'avesse vinta, probabilmente oggi avrebbe potuto guardare alla parte bassa della classifica. Vediamo un attimo la classifica, ce la fanno vedere dalla regia. Certo, con 2 punti in più oggi il Siracusa si preparava ad affrontare il derby del provinciale con il Trapani, un Trapani demotivato, una Trapani che ha poca voglia magari di scendere in campo vista la retrocessione, ma aspettiamo di conoscere quello che succederà al CONI. Dicevo, avrebbe guardato la classifica con maggiore speranza, adesso invece le speranze sono ridotte al lumicino. Sì, Angelo, il dato che balza agli occhi, come dicevi, quando ormai restano soltanto 90 minuti da giocare, è che la salvezza del Siracusa non dipende più soltanto dagli azzurri, ma passa irrimediabilmente, direi, per i risultati di Foggia e Giuliano di domenica prossima, che comunque avranno degli impegni abbastanza ostici con Salernitana e Casertana. Ma dopo quello che è stato il terzo pareggio consecutivo con la Cavese, che è arrivata al termine di una gara difficilissima, la squadra di Turati deve non solo pensare a vincere il derby di Trapani, ma sperare, appunto, come dicevo, che il Foggia non vada oltre il pari e il Giuliano non faccia punti a Caserta. Un'impresa che dunque appare disperata per i Leoni, che ieri non sono riusciti ad esprimersi al meglio, complice una Cavese molto attenta che ha chiuso bene tutti i varchi. Non è bastato il solito finale arrembante di grande orgoglio del Siracusa, che è stato spinto da 3.700 spettatori, De Simone, che ha prodotto la rete del pareggio di sbaffo, poi una conclusione di Job nel recupero che ha mancato il 2-1 e che avrebbe potuto cambiare questo destino, perché come dicevi, con 2 punti in più sicuramente non si sarebbe dovuto guardare alle sfide degli altri campi. A mancare forse è stata anche un po' la compattezza del centrocampo, orfano dello squalificato Gudelevicius, che non è riuscito a mettere Arditi, ma anche Di Paolo e Valente nelle condizioni di far male ai campani. Al di là delle difficoltà comunque dei mancati pagamenti e delle vicende societarie che anche qui stanno caratterizzando le ultime settimane, con una situazione che dal punto di vista societario rimane molto complicata. Si parla di una nuova trattativa per la cessione, di un fondo straniero che sarebbe interessato. Sono tutti discorsi che ormai sono andati e verranno rinviati alla fine del campionato. Dunque, tornando alle vicende del campo, per centrare gli spareggi servirà un miracolo, perché la squadra si è chiusa su se stessa, anche su disposizione del presidente Ricci, è entrata in silenzio stampa. Dunque non ci resterà che attendere i risultati di domenica prossima per poter davvero iniziare quantomeno a decifrare quello che sarà il futuro, al momento avvolto dalle nubi, del calcio a Siracusa. E come arriva questa squadra alla sfida decisiva? Questa è la classifica che non abbiamo visto prima, con il Trapani a 23 punti, il Siracusa a 25, poi il Foggia 27, staccate Giuliano 36, Sorrento 38. Insomma, questo è
la situazione in zona play-out che rischiano di non disputarsi a secondo dei risultati che verranno fuori la prossima settimana. Insomma, servirà, lo ha fatto in conferenza stampa sabato Turati, ha caricato la squadra, ha caricato l'ambiente, però servirà una Siracusa con la mente sgombra, con la voglia soltanto di raggiungere un risultato e poi, che è quello della vittoria, e poi magari pensare a quello che succede sugli altri campi. Sì, la squadra sicuramente ieri ha lasciato il De Simone con il morale bassissimo, nonostante il sostegno, come ti dicevo, del pubblico che non è mancato, che l'ha applaudito anche oltre il 90°, dopo il triplice fischio finale. I giocatori si sono soffermati a lungo con i tifosi che li sostengono e continueranno a sostenerli fino alla fine. È normale che però ci sia un po' di scoramento dettato dal fatto che per 3 settimane di fila il Siracusa avrebbe avuto l'opportunità di tirarsi quantomeno fuori da questa situazione, vincendo almeno una delle gare con Atalanta, Under 23, Foggia e Cavese ieri, cosa che non è riuscita. Dunque ecco, ancora una volta sarà compito del suo condottiero Marco Turati far sì che la squadra possa arrivare con la giusta determinazione e con la carica per giocarsi tutte le ultimissime chance e per non avere rimpianti, visto che comunque la stagione con gli 11 punti di penalizzazione è stata davvero difficilissima e quantomeno si proverà a farle finire nel migliore dei modi. Ecco. Grazie anche a Marco Pedrolito da Siracusa. Anche per te va lo stesso discorso che abbiamo fatto con Cammarasana. Ci racconterai, nel caso ci dovessero essere novità su Siracusa, il tutto nei nostri telegiornali. Ci fermiamo qui con Anteprima Corner, torniamo alle 20:45 con Corner. Vi lasciamo adesso ai programmi della rete. L'augurio a tutti voi di un buon pomeriggio.